Un piccolo mazzo di fiori bianchi, rose e orchidee, posato sul selciato di Viale dell'Industria a Creazzo, dove è finito il corpo esanime di Lorenzo Spoladore, un giovane di 24 anni, dopo aver urtato un'auto mentre viaggiava in sella ad una motocicletta. Uno scontro violentissimo lungo il rettilineo avvenuto alle 18 che è costato la vita al giovane di 24 anni di Montecchio Maggiore. Una scena spaventosa perché si è trovato nei pressi dell'incidente. Ho alzato gli occhi perché ho sentito una botta incredibile e mentre alzavo gli occhi ho visto il corpo di questo ragazzo che rotolava nel cielo. Appena mi sono avvicinata ho capito che era già morto. È stata una scena che mi ha traumatizzato un po'. Sì, anche questa notte devo dire che mi sono addormentata con le lacrime perché pensavo a quel ragazzo mentre volava. Sul posto per i rilievi carabinieri, polizia locale, terre del Retrone che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Lorenzo viaggiava su una KTM Duke 790 in direzione della vicina rotatoria finché non è impattato frontalmente contro una Renault Clio. La moto non era sua, gli era stata prestata da un amico. Quel ragazzo secondo me non so cosa possa provare, ha il solo pensiero che gliel'ho data io la moto per farsi un giro. Infatti è stato il primo ad arrivare perché lui era dietro in macchina che lo stava seguendo e è arrivato sgommando perché ha capito che cosa è successo. Sconvolta dalla notizia, la comunità di Montecchio Maggiore dove Lorenzo Spoladore risiedeva con la famiglia. Ma io conosco la famiglia del nonno e cosa ho pensato quando sono stato sindaco, eletto sindaco. La cosa che ho pensato, ve lo dico veramente, era questa: non avere mai a che fare con il lutto di un giovane che muore, che ci lascia così in maniera tragica. Lui era un ragazzo inserito anche nel sociale, con gli scout e quant'altro, quindi come sempre quei figure importanti, figure di riferimento vengono a mancare per un'inerzia, un qualcosa, uno sbaglio per carità di qualcuno suo, non lo so, non voglio far colpe a nessuno, però questo è una cosa che non avrei voluto mai commentare. Ecco, io sono molto vicino alla famiglia, sono vicino al suo nonno, andrò a trovarli perché è giusto che sia così. Ecco, mi dispiace e ho il cuore in mano perché anch'io ho una figlia di 25 anni.